Inizia a prendere forma la Nuorese in vista del campionato di Serie D che prenderà il via il 20 agosto. Il presidente Michele Artedino, dopo settimane di riflessione seguite alle dimissioni presentate in polemica con la precedente amministrazione comunale di centrosinistra, ha sciolto la riserva e deciso non solo di rimanere al vertice della società di Via Aosta, ma di costruire una squadra in grado di fare meglio della scorsa stagione, quando i verdi-azzurri si fermarono ad un passo dai play-off. La prima mossa di questo mercato estivo è stata la conferma sulla panchina verde-azzurra di Marco Mariotti, il tecnico romano che in due diversi momenti ha guidato la Nuorese. In particolare è riuscito nel finale del torneo a far disputare alla squadra tante gare di alto livello contro le prime della classe. L'accordo col tecnico è stato raggiunto alcuni giorni fa. Mariotti e il presidente Artedino sono già al lavoro per allestire una formazione competitiva. Ma gran parte dell'organico sarà rinnovato con grande spazio ai giovani per creare una squadra forte fisicamente, aggressiva, in grado di puntare alla vetta del campionato. La Nuorese inizierà la preparazione il 22 luglio. Mister Mariotti avrà un mese di tempo per mettere nelle gambe dei giocatori carburante e fargli assimilare il suo credo calcistico. La società si attende anche un riscontro da parte dei tifosi che dopo un ritorno in massa al Frughieri dell'anno scorso potrebbero rappresentare l'arma in più in questa stagione calcistica.